Lo giudico senz'altro positivo per il clima che c'era, per le opinioni che si sono reciprocamente manifestate, perché il ministro ha una competenza importante su questa materia e è in grado quindi di guidare le operazioni per la parte che gli compete. L'autonomia la sostiene fortemente. In questa partita ha affiancato da subito il presidente Zaia. Buona la prima per Mario Bertolissi, costituzionalista, membro della delegazione trattante della regione. La bozza d'intesa consegnata nelle mani del ministro Boccia sgombra il campo da qualsiasi equivoco. Il percorso intrapreso rispetta la Costituzione e i suoi valori fondanti, diritto all'uguaglianza di tutti gli italiani compreso. Il problema della giustizia nell'ambito della nostra società è un imperativo categorico. Nessuno l'ha mai messo in discussione. Da questo punto di vista il richiamo che ne ha fatto il ministro Francesco Boccia è sacrosanto e condiviso, mai messo in discussione. Questo è sempre stato all'interno delle bozze e direi che c'è stato sempre in tutte le iniziative che sono state assunte per approdare alla cosiddetta autonomia differenziata. Dal Veneto si attendono risposte, ribadisce il docente. Una urgenza che riguarda il Paese, quindi è nell'interesse di tutti non lasciar cadere quello che qui si è messo in piedi. E non ultimo, ci sono 2 milioni e circa 300.000 elettori che si sono recati alle urne in occasione del referendum consultivo, alle quali bisognerà pur dare una risposta, no? La domanda è adesso quanto tempo ci vorrà. Correremo, ha detto ieri il ministro Boccia. Dal Veneto la richiesta è che si cammini con passo e concretezza. La partita dell'autonomia, il Veneto la gioca per tutta l'Italia. C'è il tassametro che va su perché il debito pubblico continua a crescere. Lei comprende che mettere a posto, riordinare la Repubblica vuol dire cercare di invertire la tendenza e soprattutto eliminando gli sprechi, perché qui noi stiamo parlando di sprechi enormi. Dice ci sta dietro l'autonomia differenziata, se uno sa di che cosa parla ci sta dietro e davanti all'autonomia differenziata.